Buongiorno, le principali notizie del telegiornale. Maxi sequestro da 3 milioni di euro, un calabrese titolare di una rete di società messa in piedi per truffare investitori nel Messinese. La morte di Marianna, travolta a Favara durante l'alluvione, esposto in procura ad Agrigento, dei familiari chiedono l'apertura di un'inchiesta per omicidio colposo. Tragedia sulla strada Pace del Mela nel Messinese, perde il controllo dell'auto, si schianta contro il guardrail e fa un volo da 10 metri, morta sulla statale 113 una 49enne che stava andando al lavoro. Arrestato un imprenditore usuraio di Corleone, prestava denaro con tassi del 100%, le indagini dopo la denuncia di Addio Pizzo. A Palermo basta autisti aggrediti allo Zen, il presidente dell'AMAT lancia l'allarme dopo gli episodi di aggressione agli autisti dell'azienda. Ad Augusta, nel siracusano, una donna va in ospedale con le contrazioni ma viene rimandata a casa a fare una doccia calda e partorisce nel bagno. La neomamma vuole adesso chiarezza. Calcio per il Palermo, pesantissima batosta al Barbera, il Monza vince 3-0, manda in crisi il rosanero. Serie C, il Catania mette la Casertana nel mirino con l'entusiasmo, il momento d'oro di Cicerelli. I rossazzurri cercano conferma in trasferta, la sfida di venerdì sera in diretta e in chiaro su Telecolor a partire dalle 19:30. Eccoci, buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Apriamo con un maxi sequestro da 3 milioni di euro nei confronti di un calabrese titolare di una rete di società messa in piedi per truffare ignari investitori nel Messinese. Sentiamo Simona Mazzona. Una rete di società, soprattutto con sedi all'estero, nessuna insegna o utenze attive, con solo indirizzi di domiciliazione per ricevere posta, ma senza una struttura che ne provasse l'attività svolta. Il tutto intestato a un unico soggetto, un calabrese a cui la Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato oltre 3 milioni di euro per autoriciclaggio, truffa ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. L'operazione, partita dalla denuncia di 9 persone, ha consentito di scoprire una serie di truffe ai danni di decine di risparmiatori residenti nei comuni del litorale tirrenico messinese. È stata così ricostruita una complessa galassia societaria gestita dall'uomo allo scopo di reinvestire i guadagni illeciti accumulati con diverse truffe finanziarie e nascondere la provenienza dei fondi raccolti. Già una precedente indagine dei finanzieri, partita nel 2021, aveva portato alla luce l'esistenza di un'associazione per delinquere che aveva messo in piedi un sistema fraudolento ai danni dei risparmiatori. L'intervento di oggi è scaturito dal tracciamento dei flussi finanziari tra gli investitori e i promotori delle operazioni di investimento. Si è così riusciti a individuare beni mobili, depositi bancari e 41 conti correnti anche virtuali attivi in 11 paesi e sequestrati oltre 3 milioni di euro corrispondenti all'ingiusto profitto conseguito. Muore annegato un 63enne tedesco, è accaduto ieri lungo il litorale di Cefalù in provincia di Palermo, nella spiaggia Mazzaforno. Sono stati i bagnanti che hanno capito subito che qualcosa non andava e hanno dato l'allarme, portato a riva. Il personale medico del 118 ha tentato di rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare. Adesso a Favara, dove i familiari di Marianna, la donna morta, lo ricorderete nell'alluvione, chiedono e hanno fatto un esposto in procura e chiedono l'apertura appunto di un'inchiesta per omicidio colposo. Sentiamo. Un esposto per omicidio colposo è stato presentato alla Procura della Repubblica di Agrigento in relazione alla morte di Marianna Bello, la 38enne travolta dall'acqua e trascinata via dal convogliatore idraulico di Piazza della Libertà a Favara durante il nubifragio del 1° ottobre scorso. A depositarlo è stato il marito Renato Salamone, assistito dall'avvocato Salvatore Cusumano. Nel documento si ipotizza una catena di omissioni e negligenze che, secondo la denuncia, avrebbe portato alla
alla tragedia. Tra gli indagabili figurano l'ingegnere Salvatore Cocina, dirigente generale della Protezione Civile regionale, accusato di aver sottovalutato l'intensità dell'evento meteorologico, classificando l'allerta gialla invece che rossa, e diversi funzionari comunali, tra cui il sindaco di Favara Antonio Palumbo e i tecnici Pietro Calì, Antonio Giancani e Giuseppe Emilia, ritenuti responsabili della mancata manutenzione delle opere idrauliche. L'Esposto parla di un convogliatore abbandonato con griglie aperte o divelte, senza segnalazioni di pericolo. Marianna Bello, sorpresa dalla piena mentre cercava riparo, sarebbe stata risucchiata nel canale, come mostrano i video circolati sui social. Il corpo della donna fu ritrovato 19 giorni dopo a oltre 10 chilometri di distanza. La procura, guidata dal dottor Giovanni Di Leo, valuterà ora se procedere con le indagini nei confronti dei soggetti indicati nell'esposto. Schianto mortale sulla strada statale 113 a Pace del Mela, nel Messinese, a perdere la vita una cinquantenne. Sentiamo Francesco Triolo. Stava percorrendo la statale 113 che da Pace del Mela conduce a Giammoro intorno alle 6 di questa mattina, quando ha perso improvvisamente il controllo dell'auto e si è schiantata contro una ringhiera posta a margine di un marciapiede, per poi precipitare in un terreno sottostante. Per Maria Rosa Cavò, 50 anni, non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. A nulla sono serviti i soccorsi, sul posto anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi ed i vigili del fuoco che hanno recuperato l'autovettura precipitata lungo la scarpata ed estratto il corpo senza vita della donna. Maria Rosa Cavò era molto conosciuta, proprietaria del bar pasticceria La Casa del Dolce a Giammoro, e a quell'ora si stava recando al lavoro. Una tragedia per la comunità di Pace del Mela, un'altra tragedia per la famiglia Cavò, che appena 4 mesi fa, sempre per un incidente stradale, aveva subito la perdita del nipote Gabriele, di 17 anni, morto a Messina in via Garibaldi in uno scontro tra il suo scooter e un'auto. A Corleone è arrestato un imprenditore usuraio che prestava denaro illegalmente con tassi del 100%. Le indagini dopo la denuncia dell'associazione antiracket Addio Pizzo. Sentiamo il servizio. Questa volta il commerciante non è la vittima, ma l'aguzzino. A Corleone, nel palermitano, ha arrestato un imprenditore agricolo incensurato che prestava denaro illegalmente con interessi usurai superiori al 100%. Le indagini, avviate un anno fa dopo la segnalazione dell'associazione antiracket Addio Pizzo, che aveva raccolto le denunce di un commerciante e di una famiglia che si era trovata in difficoltà, entrambi di Corleone. Un percorso lungo e delicato per le vittime che, non potendo più far fronte ai pagamenti che in pochi mesi erano decuplicati, hanno deciso di denunciare. Così mesi di appostamenti, intercettazioni telefoniche, controlli bancari sono serviti agli investigatori per risalire all'intreccio perverso che legava l'estortore alle vittime. In molti casi il commerciante riscuoteva in contanti o con assegni. Per chi non poteva pagare era costretto a svendere un immobile di proprietà o cedere l'attività commerciale. Ad aprile era scattato per l'uomo il sequestro preventivo dei conti correnti e di un terreno. In una nota Addio Pizzo ricorda l'importanza, come in questo caso, della collaborazione delle vittime che sono riuscite ad affrancarsi dal fenomeno asfissiante dell'usura. I carabinieri di Riesi a Caltanissetta hanno arrestato un 36enne dopo la denuncia dell'ex compagna vittima di continue violenze e atti persecutori. L'uomo, non rassegnatosi alla fine della loro relazione, l'ha aggredita nella sua casa costringendola a subire atti sessuali, che è poi ripreso con il suo cellulare. Adesso andiamo a Palermo, basta autisti aggrediti allo Zenno, saremo costretti a togliere i collegamenti bus con il quartiere. Così il presidente dell'AMAT lancia l'allarme dopo i continui episodi di aggressioni proprio nei confronti degli autisti dell'azienda. Marco Gullà. Se si continua così, toglieremo lo Zen dai collegamenti in autobus. Non usa mezzi termini il presidente dell'AMAT Giuseppe Mistretta. Gli autisti dell'azienda vengono sempre più spesso aggrediti, insultati e minacciati, soprattutto quando i bus raggiungono il quartiere Zen. Un'emergenza nell'emergenza. Nonostante appelli, manifestazioni e tavoli istituzionali, Palermo continua a essere percepita come una città insicura. Domani allo Zen si riunirà la Commissione regionale antimafia, un segnale di attenzione verso il quartiere.
All'incontro sarà presente anche il prefetto di Palermo Massimo Mariani. Dopo l'istituzione delle cosiddette zone rosse, proprio al prefetto associazioni e cittadini chiedono di fare di più. L'accoltellamento di sabato notte nella zona dei Chiavettieri è un altro episodio che testimonia la situazione di degrado e violenza. L'aggressore, un ragazzo di 19 anni, è stato individuato e denunciato. Avrebbe colpito un 35enne durante una lite. Ma la notte a Palermo non è solo teatro di violenze. Molte strade del capoluogo diventano vere e proprie piste per corse clandestine tra musica ad alto volume e schiamazzi che disturbano i residenti, in particolare nella zona del centro commerciale Forum. A Marsala sequestrati più di 600 kg di hashish, le forze dell'ordine hanno intercettato in mare l'incontro tra un gommone fuoribordo e un peschereccio per il trasbordo della droga, fermati 5 tunisini. Laura Spanò. Si tratta del più grosso sequestro di droga effettuato nel Trapanese. Squadra mobile e Guardia di Finanza hanno sequestrato 670 kg di hashish in una complessa attività effettuata in mare. 5 le persone fermate, tutte tunisine. Le forze dell'ordine hanno documentato l'incontro tra un gommone fuoribordo e un peschereccio tunisino mentre veniva effettuato il trasbordo tra i due natanti di alcuni colli di colore azzurro di grosse dimensioni al largo di Marsala. Dopo il trasbordo il gommone ha fatto rientro verso le coste marsalesi. Giunto in acque territoriali è stato bloccato dopo un concitato inseguimento ad alta velocità. Nel corso della fuga il conducente ha tentato di disfarsi di alcuni dei colli gettandoli in mare, che sono stati recuperati dai finanzieri. Si trattava di 160 kg di hashish. Polizia e finanzieri poi hanno bloccato a poche miglia dal limite delle acque territoriali tunisine il peschereccio dopo una fuga spericolato durante la quale ha abbandonato, gettandoli in mare, 11 colli contenenti oltre 600 kg di hashish. Qui i finanzieri hanno abordato e preso il controllo del peschereccio. La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato oltre 6.000 capi di abbigliamento, scarpe, orologi, accessori contraffatti con marche di noti brand. Griff, scoperto il magazzino e punto vendita nella zona di Zia Lisa, nel villaggio Sant'Agata. E adesso ci occupiamo di una fiaccolata che si è tenuta ieri a Catania dopo la messa celebrata nella chiesa di San Biagio e nell'ambito delle iniziative promosse dalla CISL di Catania sul tema Insieme per la Pace. Ieri sera appunto la fiaccolata in piazza Stesicolo ha accompagnato letture e riflessioni di lavoratori e lavoratrici, associazioni, studenti e cittadini come segno di unità e testimonianza collettiva contro ogni forma di guerra, odio e violenza. Erano presenti tutti i vertici del sindacato, amministratori, associazioni, enti territoriali. Le iniziative Insieme per la Pace sono inserite nel quadro delle manifestazioni della Maratona per la Pace, promossa dalla CISL nazionale come segno di impegno concreto per la difesa della vita, della dignità umana, del dialogo tra i popoli, e che si concluderà il 15 novembre con la grande manifestazione pacifica a Roma. Adesso ad Augusta, il bagno di casa trasformato in sala parto. È accaduto appunto ad Augusta, siamo nel Siracusano, dove una donna era andata in ospedale con le contrazioni, ma è stata rimandata dai medici a casa con il consiglio di fare una doccia calda, ma in realtà poi ha partorito proprio a casa. Francesco Aloi. Poteva finire in tragedia, ma per fortuna non è andata così. Gloria è nata nel bagno di casa ad Augusta. È diventato la sala parto perché c'è nata nostra figlia Gloria e alle 5:35 mio compagno ha assistito al parto, che eravamo presenti soltanto noi con nostra figlia di 3 anni. Tutto è accaduto il 17 ottobre. Angelica aveva forti contrazioni, per questo aveva deciso di chiedere aiuto ai medici. Ma arrivata in ospedale a 30 chilometri di distanza, le è stato detto di tornare a casa. Tempo che siamo arrivati comunque mi hanno detto che per alleviare il dolore mi dovevo fare una doccia calda. Così ho fatto e questa cosa ha fatto stimolare comunque il parto. L'ASP adesso vuole vederci chiaro. Chi abita ad Augusta è costretto ad andare a Lentini perché al Muscatello il reparto di ginecologia manca da ben 13 anni. Intanto Filippo e Angelica stanno valutando di denunciare i medici del reparto. Vogliamo chiarezza, a tempo che arrivano i documenti dell'ospedale vogliamo chiarezza. Una breve pausa, poi l'inaugurazione venerdì, cioè domani, della Fiera dei Morti a Catania. A
Catania venerdì si inaugurerà la Fiera dei Morti, oltre 150 stand nelle aree del parcheggio MTS di Fontanarossa, in moto la macchina organizzativa, particolare attenzione alla viabilità. Tonino De Mana. C'era mio fratello che voleva la tromba e mia madre non gliel'ha comprata. Un fucile, io ho 70 anni quasi, giusto? Ma non me l'hanno mai regalato, solo le pistole perché costavano di meno. Passano le usanze e le generazioni, ma le tradizioni non tramontano mai. E a Catania la Fiera dei Morti, appuntamento legato alla commemorazione dei defunti e alla festività di Ognissanti, è un evento da non perdere, per grandi e piccoli. Nell'area del parcheggio scambiatore Fontanarossa di AMTS saranno oltre 150 gli stand che comporranno l'area espositiva e commerciale, con un'apposita zona dedicata al food e spazi gioco per i bambini. Io penso di avere l'onore di poter organizzare un evento di questo tipo. Abbiamo sentito molti catanesi, chi voleva il fucile, chi voleva la tromba. Musumeci da piccolo cosa voleva? Ma io ero abbastanza legato ai giocattoli dei Transformers. L'inaugurazione è prevista venerdì alle 10, ma un appuntamento del genere richiede uno sforzo organizzativo non indifferente, specie alla voce viabilità. Utilizzare i mezzi pubblici sì, ma sappiamo benissimo che chiaramente con quell'affluenza la viabilità un po' sarà compromessa, ma nonostante questo sappiamo che comunque stiamo facendo uno sforzo importante per garantire che non si blocchi la viabilità. La Fiera dei Morti sarà visitabile da venerdì al 9 novembre, dalle 9 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi, dalle 9 alle 22:30 nei giorni feriali. Un altro sito sessista su internet, attrici, cantanti e sconosciute da spiare nude a loro insaputa, ma le foto porno sono false perché sono montaggi creati con l'intelligenza artificiale. 7 milioni gli iscritti alla piattaforma, furiose le vittime e fioccano così le denunce. Desiree Ferlito. E non si sa più, si scambia il vero da quello che può essere tutto falsificato. È un confine sottilissimo tra reale e finto, il modo sempre più pericoloso in cui sempre più spesso viene usata l'intelligenza artificiale. Si chiama Social Media Girls, il nuovo sito sessista che spoglia le donne, un forum con immagini ricreate, ma soprattutto un gigantesco laboratorio della violazione. Pornografia non consensuale e deepfake, ovvero immagini e video di una persona esistente a cui l'intelligenza artificiale può far fare di tutto. Una cosa bruttissima. Come ogni cosa l'intelligenza artificiale ha i suoi pro e i suoi contro, però penso che questo non sia positivo. Diletta Leotte, Elodie, Melissa Satta, Anna Tatangelo, Chiara Ferragni e tante altre le vittime. Instagram, Facebook, basta una foto nelle mani sbagliate per cadere nella rete oscura, nella faccia nera dell'intelligenza artificiale. Pubblichiamo una foto, non sappiamo che fine fa quella foto perché potrebbe essere ritoccata, denudata. Se io dovessi vedere un video di questo di mia moglie non ci crederei. Secondo lei potrebbe essere anche causa di divorzio? Può essere, può capitare che può essere una causa, certo. Se in Italia ci fosse la certezza della pena, io credo che tante persone eviterebbero anche di fare questa cosa. Il rischio concreto è che questi contenuti, una volta finiti nelle mani di decine di migliaia di utenti, vengano riutilizzati in circuiti di sextortion, ovvero una forma di estorsione online. In che mondo sta crescendo in questa gioventù? Sirene che risuonano e forze di polizia che intervengono in aeroporto, un'esercitazione a Fontanarossa, siamo a Catania, ha coinvolto tutto il personale dello scalo, ma anche alcuni studenti che hanno assistito ad una particolare simulazione di pericolo. Simona Mazzone. È passata la mezzanotte e all'aeroporto Fontanarossa di Catania si sentono sirene risuonare in tutto lo scalo. Niente paura, è un'esercitazione, quella del piano di emergenza aeroportuale, come previsto dalla normativa europea. Si tratta di una simulazione realizzata per misurare la risposta dell'intero sistema aeroportuale ad un'emergenza scaturita da un eventuale incidente aereo. La preparazione, l'arrivo in pista, il salvataggio per un intervento immediato, sotto pressione e la corsa contro il tempo. Ad essere impegnati sul campo il personale in forza all'aeroporto, SAC, ENAC ed ENAV, insieme ai vigili del fuoco e alle forze di polizia del territorio, ma coinvolti anche in veste di passeggeri gli studenti degli istituti aeronautico Ferrarin e del Politecnico del Mare Duca degli Abruzzi per un'esperienza fuori dal comune.
simulazione simile alla realtà e alla fine l'intervento va a buon fine e tutti rientrano sani e salvi. Evron, confermo, zona sicura e agibile. Una breve pausa, poi la pagina del calcio con Palermo e Catania. Eccoci al calcio, Serie B, Palermo pesantissima batosta al Barbera, il Monza vince 3-0 e manda in crisi rosanero. Marco Gullà. Sconfitto, dominato e adesso anche in piena crisi. Al Barbera il Monza passeggia 3-0 al Palermo e prestazione imbarazzante dei rosanero alla seconda sconfitta consecutiva, un solo punto in 3 partite. Una partita che il Monza ha vinto giocando con praticità e sfruttando le lacune difensive dei siciliani. Si sente come l'assenza di un giocatore come Bani. Il Palermo infatti presta il fianco agli avversari che oltre ad avere giocato meglio hanno segnato sempre nei momenti topici della gara. Inzaghi cambia assetto tattico 3-5-2, ma la sostanza non cambia. Il Palermo ha poco gioco e non riesce quasi mai a creare nitide occasioni da gol. E dire che sono proprio i rosaneri a sfiorare il gol con Poyampalo, cross deviato e palla che per poco non beffa il portiere del Monza. Solo un'illusione. La squadra di bianco inizia a giocare a calcio e nelle ripartenze, soprattutto Corazzi, diventa devastante. Le due Aron e Poyampalo non dialogano. A centrocampo manca il fosforo. 35esimo, grandissima parata di Joronen su Obiang e il trailer al gol che arriva 4 minuti dopo. Dani Mota scappa via e trafigge Joronen che non esce. 0-1. Ripresa, lo spartito è sempre lo stesso. Il Palermo fatica tantissimo a creare gioco e allora al 50esimo Izzo sovrasta tutti e mette all'angolino la palla del 2-0. Scricchiola il Palermo, la manovra è frizzata, i cambi non danno l'esito sperato. Il Monza in contropiede sfiora il gol, Brunori sbaglia la rete della speranza e allora all'ultimo minuto arriva anche il terzo gol con Azzi. Palermo stordito, sconfitta che fa male, rosanero che scivolano al quinto posto in classifica. E il Catania si prepara alla partita di venerdì di Caserta che sarà trasmessa da Telecolor. Uno dei protagonisti dell'ultimo periodo è Cicerelli nella settimana perfetta vissuta dalla Catania. 2 gol del numero 10, Marco Carli. La porta è la stessa, la soluzione balistica è diversa. La punizione gol che abbiamo visto in alcune esecuzioni anche nella scorsa stagione a Terni ha fatto girare la testa al portiere della Salernitana e per la gioia a tanti tifosi rossazzurri. Emanuele Cicerelli ha trovato il bis con il Benevento contro il suo amico Vannucchi, questa volta sul rigore. Poi l'esultanza davanti alla Sud. Insomma tutto splendido, ma attenzione, dice lui, la stagione è lunga, dobbiamo continuare così, spiega il trequartista. Finora ha realizzato 4 gol e ha fornito 3 assist e analizza così il suo recente passato anche a Catania nel 2023-24, momento completamente diverso da quello attuale. Poi mi sono messo a disposizione perché la situazione, ce la ricordiamo, no? Era abbastanza delicata, quindi non ci si poteva lamentare sicuramente della collocazione in campo, anzi mi adattavo a fare il quinto, la mezzala, a volte anche la seconda punta, ovviamente lo facevo anche bene secondo me. E poi l'anno scorso sì, c'è stato un allenatore che mi ha da subito detto che dovevo giocare più avanti per sfruttare comunque il tiro, comunque l'assist, queste cose qua. E poi quando inizi a far gol prendi consapevolezza che tutto viene più facile. Cicerelli sarà fra i protagonisti anche di Casertana-Catania, partita che venerdì Telecolor trasmetterà in chiaro 4 ore live a partire dalle 19:30 con un ricco pregara, la telecronaca dell'incontro e le interviste ai protagonisti. Ed è ufficiale il prolungamento del contratto del difensore rossazzurro Mario Ierardi fino al 30 giugno del 2027. Io mi fermo qui, è tutto per questa edizione, la prossima ve lo ricordo alle 14, grazie per l'ascolto e buona giornata.